Buongiorno telespettatori di Tele4, siamo all'anteprima in diretta del telegiornale delle 13:20 ed è con noi, e ringrazio per essere tornato a trovarci, Serafino Marchiò-Lunet, presidente di AIRSAC Europa. Grazie per essere appunto tornato nei nostri studi per parlare dell'iniziativa estiva che è già incominciata, fra l'altro, perché è incominciata il 14 di giugno, quindi una settimana fa, e proseguirà fino al 15 settembre, ogni lunedì, mercoledì e sabato, così ho detto subito tutto quanto, ma poi ripeteremo questi appuntamenti. Allora, bacino dell'Alto Adriatico, il fascino del Golfo di Trieste, questo è il titolo dell'escursione, diciamo, perché comunque si tratta di un'escursione. Esatto. Quali sono le caratteristiche, Serafino? Beh, le caratteristiche, siamo alla terza edizione, praticamente noi abbiamo fatto la partenza, vengono fatte le escursioni su barche adatte alla navigazione sul fiume, che sono delle pilotine, sono 3 barche, e abbiamo la capienza per ogni giorno, che è il lunedì, il mercoledì e il sabato, di 7 persone a barca, quindi massima capienza 21 persone a giro. E il giro inizia dal cantiere Marina Timavo, dove partono le barche, prosegue davanti a Duino, si ferma sotto la Dama Bianca e va avanti le Falesi e arriva fino a Porto Piccolo, dove si entra. Poi prosegue, si portano gli escursionisti a vedere, diciamo, le spedociere, diciamo, la Triestina, gli allevamenti di coste, e dopo passa anche a vedere gli allevamenti di pesce che ci sono, eccetera. Poi prosegue su per il Timavo, entra nel Timavo e entra dentro nel primo ramo del Timavo, che fino a 2 anni fa era inagibile perché aveva tronchi, eccetera. La regione ci ha dato in concessione un piccolo approdo dove abbiamo costruito, gli escursionisti scendono, fanno un sentiero e si trovano davanti alla chiesa di San Giovanni in Tuba. Lì ci sono 2 attori in costume d'antico romano che spiegano la storia del luogo e anche le leggende del luogo, che sono 3500 anni di storia, no? Quindi hanno di che spiegare. Sì, insomma, sì, no? Ancora poi? E poi si rientra di nuovo al Timavo, dove chi vuole può anche fermarsi a pranzo. Ecco, noi abbiamo difatti intitolato questo nostro incontro Timavo, il fiume che unisce i popoli, che è un pochettino anche, potremmo dire, anche il sottotitolo stesso dell'iniziativa. Sì, diciamo, l'altro anno abbiamo avuto un contatto, diciamo un gemellaggio con le grotte di San Canziano, sono venuto giù eccetera, e abbiamo fatto questo scambio, perché evidentemente, perché unisce i popoli? Perché, specialmente in questo momento che c'è bisogno di unione dei popoli, il Timavo nasce in Croazia e poi a un certo punto si inabissa, dopo un 40 km di percorso, si inabissa nelle grotte di San Canziano e esce, dopo percorsi sotterranei, eccetera, eccetera, ed esce a Duino, le bocche del Timavo. Ecco, questo è il percorso. Poi dopo, per raggiungere il mare, c'è, diciamo che il fiume che ha la foce più breve di tanti altri, perché dopo 4-5 km entra nel mare Adriatico. Allora, dicevi che questa è la terza edizione di questo appuntamento, che è un appuntamento che, diciamo così, mettiamola così, raccoglie l'eredità degli spettacoli appunto di luci e suoni, eccetera. Quali sono le caratteristiche di quest'anno? Perché ci sono un paio di novità. Ma abbiamo fatto un percorso, cioè le barche partono, ogni barca ha a bordo un impianto sonoro. Abbiamo fatto chiamiamola la guida parlante, così per dare una spiegazione. Appena partono gli spiega cosa succederà al giro, cosa farà, eccetera, 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 che tra l'altro chi ci ha prestato, e lo ringrazio, la voce per fare questa guida parlante è Adriano Giraldi, che lo ringrazio. E praticamente poi, quando le barche rallentano, più o meno si fermano sotto la Dama Bianca, e lì in quel momento c'è un altro
percorso e viene spiegato tutta la storia della Dama Bianca, eccetera, eccetera, eccetera. Poi va avanti, fa le falesie, fa il Castello di Duino, spiega la storia del Castello di Duino e poi entra nella baia di Sistiana e va a visitare Porto Piccolo. Ok. Diciamo che la struttura, grosso modo, ricorda per esempio, più in piccolo logicamente, le crociere sull'Hudson di New York, dove si viene portati e c'è comunque una spiegazione, diciamo così, a bordo. Che avevamo fatto a bordo del Delfino Verde per 2 o 3 anni, che partiva dalla stazione marittima e faceva tutte le varie fermate fino a Miramare. Questo però era notturno, che era tutto un altro spettacolo, ovviamente. È più difficile fare una cosa come questa di sera? No, è difficile per via della navigazione, certo, sì. Su Pettimavo è più diverso, complesso. Insomma, sì, è complesso. Tutto è fattibile, ma sarebbe complesso. Senti, invece c'è anche, mi sono anche preso l'appunto, ci sono già stati, poi presumo che continueranno per tutto il prosieguo della manifestazione, anche degli eventi enogastronomici, non necessariamente collegati alle uscite. No, ma nel nostro programma, scollegati alle uscite, ma nel nostro programma che abbiamo fatto per quest'anno abbiamo inserito anche questi eventi, no? che 2 li abbiamo fatti. Abbiamo fatto la festa della seppia e c'erano tutti i tipi i cuochi della Canonizzata hanno fatto tutti i tipi di seppia cucinate in 1000 modi, no? E lì abbiamo fatto un po' l'abbinamento tra quello che può essere la seppia nel Nord Adriatico, ma con i nostri prodotti, con le seppie pescate qua, eccetera, no? E poi abbiamo fatto come si chiama? La paella. La paella, e la paella abbiamo unito a quello che c'è, la cultura spagnola della paella, abbinata però fatta con i prodotti nostri locali, no? È venuto a fare la paella il campione nazionale del 2013 della paella. Lui ha cucinato il campionato di Valencia, mi sembra. Forse non è in realtà tanto curioso come sembra, no? L'abbinamento tra la paella e la cucina nostra. Perché tutto sommato... No, cioè, praticamente abbiamo usato tutti i pesci, i nostri pescati, eccetera, a seconda, eccetera, no? Rigorosamente lui ha portato il riso giusto, no? Il segreto è il riso, effettivamente. Che poi è stato fatto fare da parte della Canonizzata di Lenarduzzi di Maurizio. Lui ha fatto venire direttamente dalla Spagna 2 grandi padelle per fare la paella, sono originali. E quindi queste iniziative proseguiranno, presumo, nel corso dell'estate? Sì. Noi facciamo domenica abbiamo abbinato un po', perché uno degli slogan della Canonizzata c'è chiosco di pesce e anche qualcosa d'altro. Qualcosa d'altro facciamo il churrasco, che è domenica, che è la carne che vengono giù proprio la griglia, eccetera, con le carni, e viene fatto il churrasco proprio fatto sempre. Questo non conosco, per dire la verità. È il modo di cucinare la carne brasiliana, un tipo di carne brasiliana viene cucinata in un certo modo alla griglia. Chiederò a un amico mio che ha la moglie brasiliana. Sicuramente sì. Senti, torniamo alle escursioni, no? Alle escursioni turistico-didattiche, perché in fin dei conti poi di questo si tratta. Tu mi dicevi le altre volte che ci siamo visti che per tutta una serie di ragioni forse le grandi stagioni degli spettacoli di luci e suoni sono ormai concluse per certi aspetti, ma direi... per ragioni le più varie, insomma. Si potrebbero in qualche modo recuperare? Ma sai, il più bello spettacolo chiaramente nasce a Castello di Miramare, che è fuori discussione perché è impossibile realizzare. Siamo tornati nel 2015 a Miramare, che tra l'altro era videomapping, era in 3D, e abbiamo avuto difficoltà immense, enormi, eccetera. Siamo tornati e siamo andati anche via. Poi abbiamo fatto luci e suoni sulla facciata del magazzino 26 del Porto Vecchio, che era praticamente un po' la storia di Trieste, basata con vari personaggi.
E dopo di là siamo passati, no, sì, prima di Miramare, cioè, da Miramare, l'ultimo spettacolo di Miramare avevamo fatto sotto la statua di Massimiliano quando era ancora in castello, abbiamo sì. fatto con attori e figuranti, diverso un po' nessuno luci, ma con figuranti e attori in scena, e dopo la statua, io dico sempre scherzando, l'ho fatta spostare in Piazza Venezia e lì abbiamo fatto per 3 anni, abbiamo fatto lo spettacolo di Cessuoni di Miramare a Venezia, che è stato un lavoro, perché la statua di Massimiliano fargli cambiare colore in bronzo. No, infatti eravamo contenti quando i gabbiani ci coloravano la testa perché ci facilitava lo sfondo. Senti, qual è, cioè adesso per esempio in questa nuova veste, dal punto di vista tecnico è più semplice? Ma o sì. non così? No, la tecnologia è diversa, c'è tutto un altro tipo di tecnologia, mentre una volta si usavano le lampade, le robe cromatiche, tutto il resto, parliamo di sogni luci di Miramare, c'erano messi nel parco per illuminare gli alberi, c'erano 490 corpi luminosi che erano poi quarzine, tutti comandati, era complesso. E c'erano addirittura i fari subacquei che illuminavano, c'era un bel effetto, per esempio nel porticciolo c'erano i fari in alternaio, un bianco e un blu, e quando diceva che nel spettacolo della Fatale Novara passava davanti, se accendeva uno e se accendeva l'altro, dava l'impressione che passasse la barca lì, ecco, quindi era veramente bello. E dopodiché gli impianti sono diventati obsoleti, e siamo passati da lì al Castello di Duino, che dal Delfino Verde si vedeva la Rocca degli Usignoli, e lì era stato favoloso, però l'impegno ormai, anche se sarebbe con altri tipi di mezzi eccetera, ma è costoso, è irrealizzabile. Che tu sappia, da altre parti eccetera, presumo di sì, perché la si adopera dappertutto, si userà ormai anche l'intelligenza artificiale, no? Per questo tipo di cose. Sì, perché sai, noi torniamo, gli spettacoli di Cessuoni nascono nel 1959 in Francia. Mi raccontavi, sì. Ecco, sì. No? Quindi, però oggi, come oggi, i Castelli della Loira, le piramidi di Gia, di tutto il mondo si svolgono ancora. Adesso non lo so perché non mi sono aggiornato con che tecnologia, ovviamente. Ma probabilmente con l'intelligenza artificiale. Ma senti, secondo te sarebbe possibile farli tornare a Trieste in maniera più, come posso dire, più programmata, eccetera, oppure per tutta una serie di ragioni? No, ma anche perché se non si ha un finanziamento per farsi una luci abbastanza cospicuo, diventa quasi impossibile, anche perché in genere gli amministratori, eccetera, a pochi piace il spettacolo di Cessuoni, no? Io lo faccio sempre, perché ce l'ho sempre qua nello stomaco. Il Castello di San Giusto. Abbiamo fatto anche l'altro spettacolo di Cessuoni, che aveva fatto la regia la Paola Bonesi, che erano i 3 bastioni che parlavano fra di loro, e quello abbiamo fatto anche in videomappi. Però cosa succede? Il Castello di San Giusto aveva un bel palcoscenico, no? Che poteva essere ampliato, hanno buttato giù, hanno fatto questa grande, hanno fatto i cortili delle milizie, eccetera, però ogni spettacolo che devono fare devono portare su un palco, e i palchi secondo me sono fatti per i concerti, non sono fatti per fare teatro. Sì. E così, peccato, perché poteva, non dico diventare l'arena libera, ma poteva diventare un'arena cinematografica e teatrale, perché una volta si faceva cinema. Mi ricordo. Venivano tutte il festival di fantascienza si faceva là. Poi venivano tutte queste piccole compagnie ungheresi che venivano su. Cioè, si poteva continuare, questo invece no. E tu luoghi in città, diciamo così, virgolette, nuovi per questo tipo di spettacoli non ne vedi? Ma io non ne vedi, siamo riusciti a farlo fino al Pedocin, no? Che era un po' così, però siamo riusciti a fare, si chiamava Massimiliano e il mare, che tra l'altro aveva fatto il testo, aveva fatto mia sorella Liliana, che la ricordo, e c'era però fatto in modo diverso, c'era una pedana dove, proprio il Geno di Aldi, veniva illuminato e raccontava la storia, e dopo si inseriva un po' di luce, un po' di effetti esterni, storie, musiche, eccetera, no?
Vabbè, questo è... Ma qui era proprio ciappape e poi ci è. Allora, abbiamo tempo ancora per ricordare gli appuntamenti. Dunque, ogni lunedì, mercoledì e sabato, Sì. fino al 15 di settembre. Sì. Il ritrovo è alla Marina Timavo, chiosco La Canociada, alle ore 10. Sì. L'escursione dura circa 150 minuti, sì. 2 ore e mezza, sì. Ecco, le prenotazioni vanno fatte esclusivamente tramite Ticket Point, Okay, che se entrano nel programma di Ticket Point possono l'acquisto, vedono quante barche sono libere, eccetera. Possono farlo anche andando a Ticket Point o solo via internet? Posso anche andare? No, via internet, anche andare in persona, sì, sì. Allora, io ringrazio Serafino Marchiò-Lunetta, buon lavoro e per questo e per anche altre idee. Chissà che prima o poi non si possa immaginare. Io sono sempre lì. Lo so che tu sei sempre che lavori. Come dico sempre, abbiamo illuminato muri e adesso li illumineremo in maniera diversa con la nuova tecnologia. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Bene. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca evasa dal carcere di Perugia approfittando di un permesso premio. Assieme a 2 complici stava per lasciare l'Italia per tornare al paese d'origine. La donna di nazionalità serba però è stata intercettata ed arrestata dalla polizia alla barriera dell'Isert. Ha approfittato di un permesso d'uscita per evadere e scappare. Da Perugia a Trieste in macchina assieme a 2 complici. La donna però non ha fatto in tempo a lasciare l'Italia ed è stata arrestata all'Isert. L'operazione di polizia risale al 17 giugno. La questura giuliana ha ricevuto la segnalazione di quella di Perugia per rintracciare una macchina in transito sul raccordo della A4 in direzione Trieste con a bordo 3 persone, una donna serba di 40 anni e 2 uomini serbo-bosniaci. Questi ultimi hanno prelevato a Perugia la connazionale evasa dal carcere nel quale era detenuta per vari reati contro il patrimonio per riportarla nel paese d'origine. La questura di Trieste ha diramato l'allerta a tutte le forze di polizia e la macchina è stata individuata e fermata da una volante del commissariato di Duino Aurisina alla barriera dell'Isert. A bordo della macchina c'erano i 3 segnalati che corrispondevano alla descrizione. In un estremo tentativo di eludere il controllo, la fuggitiva ha esibito un documento falso, stratagemma che non le è servito. La quarantenne è stata arrestata e portata in carcere al Coroneo per scontare la lunga pena per i tanti reati commessi in precedenza, cui si aggiungono le accuse di evasione e uso di atto falso. Uscirà dal carcere nel 2042. I 2 accompagnatori sono stati denunciati per aver concorso alla fuga. La Guardia di Finanza della compagnia di Muggia ha sequestrato al confine più di 40 tonnellate di pellet non sicuro. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Trieste che ha intercettato 2 spedizioni di pellet legnoso, 46 tonnellate di materiale partite dall'est Europa e destinate al mercato italiano. Gli accertamenti ai valichi confinari condotti dalle Fiamme Gialle della compagnia di Muggia erano volti a verificare il corretto utilizzo del marchio di certificazione M+, garanzia di qualità a livello europeo. In questo caso l'indicazione di un soggetto unionale quale importatore o che curi la commercializzazione del prodotto era assente. Le 46 tonnellate di pellet erano suddivise in 3.085 sacchetti sui quali non veniva riferito alcun nome, ragione sociale, marchio o sede legale di un importatore distributore stabilito nell'Unione Europea, ma era indicato solo il nome del produttore extracomunitario nella sua qualità di azienda certificata con codice identificativo M+. Una volta scoperto il tentativo di mettere in circolazione in Italia merce che viola la normativa in materia di sicurezza dei prodotti, le società di diritto estero sono state sanzionate e il pellet sequestrato. Ultimo weekend da bollino rosso sulla rete autostradale di competenza della concessionaria Autostrade Alto Adriatico. Il punto con il nostro Omar Costantini, collegato assieme al direttore di Operation Autostrade Alto Adriatico Davide Sartelli dalla sala operativa di Palmanova.
Sì, prendiamo la linea dalla sala operativa per quanto riguarda Autostrade Alto Adriatico per fare il punto della situazione in merito a questo prima, diciamo un antipasto per quanto riguarda poi i giorni più caldi per quanto riguarda quest'estate. Allora, direttore, la ringraziamo. Facciamo giusto così il punto per quanto riguarda attualmente il traffico lungo la rete di vostra competenza. Sì, in questo momento il traffico è intenso ma fluido, è proprio un antipasto dell'esodo. Da adesso in poi ci sarà sempre un'escalation per arrivare all'ultimo sabato di luglio, che sarà bollino nero, e anche i primi 2 di agosto. A quel punto ci sarà un po' di calma per la giornata di Ferragosto e poi riprenderà invece il controesodo negli ultimi 2 weekend di agosto. Ecco, possiamo dire che la task force in campo è già pronta, no? In caso d'emergenza. Sì, la task force è pronta, noi siamo pronti durante le giornate di esodo ad avere in campo circa 300 persone, che vuol dire operatori della sala radio, ausiliari della viabilità, tecnici degli impianti. Bisogna considerare che abbiamo molta tecnologia, non si deve guastare. Qualche guasto può capitare, ma siamo in grado di risolverlo al momento. Zero, certo. Senta, cosa molto importante è che dai primi giorni di luglio verranno sospesi i cantieri, no? Sì, luglio e agosto i cantieri impattanti verranno sospesi. Bisogna dire che abbiamo lavorato molto per innalzare la qualità dell'autostrada. Dico solo che nei primi mesi di quest'anno fino ad oggi abbiamo investito solo in asfalti più di 2,5 milioni, ha avuto 19 cantieri dove abbiamo lavorato in maniera predominante di notte. Quando ci si vede lavorare di giorno e sappiamo che qualche disagio si crea è perché stiamo prolungando i lavori della notte, ma quando è possibile contenerli la notte lavoriamo solo di notte. Senta, cosa importante, si parlava prima anche per quanto riguarda, non so, il nodo di Portogruaro piuttosto che la zona di San Donà, ci sono anche aree di Puglia, qualcosa sta emergendo, no? Sì, sono caselli dove noi stiamo lavorando e li stiamo allargando. Proprio per San Donà c'è il problema sicuramente dell'outlet, degli esodi verso Jesolo. Portogruaro è un bypass per noi molto importante, stiamo allargando il casello, e anche Re di Puglia, considerando anche l'importanza dell'aeroporto, stiamo lavorando anche per l'allargamento di quello. Ecco, lei parlava giustamente del bypass A4, A27, dunque la famosa A28, che in caso di emergenza entra subito in funzione. Sì, questi sono percorsi alternativi, soprattutto durante l'esodo, chi arriva da Milano, da Bologna, dalle 2 direzioni, può considerare di fare la 27 e la 28 per bypassare il traffico che si può verificare in A4. Anche quando si arriva invece all'altezza di Villesse, dopo il nodo di Palmanova, si può usare l'alternativa della Villesse Gorizia per andare in Croazia. In questi giorni magari è più lungo, ma in termini di tempo più breve. Ci saranno le condizioni, quando il casello di Liser dovesse aumentare di 6 km la coda, che lo facciamo noi fisicamente insieme alla polizia. Parte proprio una safety car dal casello di Palmanova, dal nodo di Palmanova, rallenta il traffico e obbligatoriamente manderà il traffico per Gorizia. Certo. Senta, per concludere ricordiamo che ci sono anche, oltre alle app, i numeri di servizio in caso di emergenza. Sì, c'è la nostra app Infoviaggiando, il numero verde, e ricordo anche i nostri social Telegram e WhatsApp. Bene, grazie direttore, la lasciamo perché so che il tempo, come si dice, è tiranno, e dalla sala operativa di Autostrade Alto Adriatico, quindi Palmanova è tutto, linea allo studio. Ora ci colleghiamo invece con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste, dove ci aspetta l'ispettore Lionello Schillani. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti i telespettatori. Che mattinata è stata dal punto di vista della viabilità e del traffico, e a che cosa dobbiamo fare attenzione nelle prossime ore? Attualmente mi sembra di fare radiocorsa, perché la corsa femminile del campionato nazionale juniores è in atto. La testa della corsa è sulle rive di Piazza Venezia, direzione Campo Marzio, invertiranno il senso di marcia, andranno fino a Piazza Libertà, poi salire la via Udine
per ritornare in salita di Gretta, via Pararola, rifare via Limeare e fare l'arrivo all'interno del Porto Vecchio, Porto Vivo. Quindi in queste zone al momento il traffico è interdetto, ci sono i movieri, i nostri colleghi stanno bloccando, quindi nel giro di, crediamo, mezz'ora, 3/4 d'ora tutto dovrebbe risolversi. Quindi in questa zona che ho citato al momento c'è la sospensione della circolazione perché la gara femminile è in atto, però diciamo che per fortuna in centro il traffico non è molto intenso, quindi le ripercussioni, se anche ci sono, va da sé che naturalmente bloccando il traffico ci sono delle ripercussioni, al momento non sono così gravi. Ripeto, nel giro di 3/4 d'ora tutto dovrebbe risolversi e per la giornata di oggi dovrebbe essere ultimato la gara. Si ripeterà domani, domenica, perché nei stessi orari avremo anche la gara maschile, sempre dei campionati nazionali juniores italiani, e quindi con le chiusure più o meno domenica le chiusure dovrebbe essere sulle rive dalle 13 alle 14:30 circa. La gara maschile è un po' più lunga, il percorso è il medesimo, quindi anche qui si avranno delle ripercussioni anche in zona Viale Miramare intorno alla partenza. Questo per quanto riguarda questa gara ciclistica. Inoltre ricordo che oggi e domani dalle 7 alle 18 tutta la viabilità all'interno del Porto Vecchio è interdetta, quindi non si riesce a accedere né con le macchine né con le bici. Per quanto riguarda la serata di oggi ricordo che è iniziato il TRISC e quindi fare attenzione alla modifica della viabilità zona Marchesetti, via dei Mille e via San Pasquale. Ricordo che naturalmente chi sarà a Marchesetti ha l'obbligo di svolta a destra verso via dei Mille, questo dalle 20 alle 24, oggi che è sabato fino alle 1, gli altri giorni fino alle 24, e naturalmente chi scende la via Marchesetti ha il senso unico fino alla via dei Mille. Per quanto riguarda la giornata di domani, oltre ai campionati nazionali che ho citato, avremo anche la celebrazione religiosa del Corpus Domini. Questo avverrà in città dalle 19:45 alle 20:30. Questo provocherà anche qui una chiusura delle rive da via Milano a Mercato Vecchio per permettere la processione. Dalle 19:45 alle 20:30 si avrà la chiusura delle rive. Naturalmente saremo sul posto per le deviazioni e la viabilità. Altre cose note non ho da fornire al momento e quindi restituirei le linee. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche lei a tutti gli spettatori. Grazie ispettore Schilani. Ospite oggi a Sveglia Trieste Anna Maria Cisint, già sindaco di Monfalcone, parlamentare europeo della Lega, ha ribadito il proprio impegno sulla questione degli appalti che a suo dire merita di essere portata in Europa. Vi proponiamo un estratto. È vero, faccio e farò una battaglia, continuerò a farla per il valore del lavoro con cui abbiamo introdotto il tema, perché gli appalti, i subappalti a cascata sono un problema enorme, perché non viene pianificato con il territorio nulla. Io ho costruito 5 scuole a Monfalcone, ma sarà mai possibile che i comuni sono in attesa delle scelte produttive e decidono che si arriva in 5.000, in 1.000, in 200 e tu non hai voce in capitolo, devi solamente fare lo schiavo che costruisce le scuole, che vede la sanità, perché anche questo è un tema, guardate che l'aspetto della sanità con gli extracomunitari e la polizia, vogliamo dircelo, tutte le forze dell'ordine che so per certo che destinano, me l'hanno detto perché io l'ascolto ovunque vado in Italia e quindi sento e parlo, destinano ore e ore a cercare di risolvere le questioni degli extracomunitari che delinquono e quelli che devono avere il permesso di soggiorno, eccetera, no? Quindi c'è un tema che l'arrivo indiscriminato di persone irregolari, ma anche regolari, senza pianificazione, causano, e anche la distanza nei dumping giuridico e salariale nei lavori. È inutile che continuiamo a dirci gli italiani non vogliono lavorare, a 5 euro non lo mando neanche a morire mio figlio nel tubo, no? Ecco, allora ci sono delle questioni che vanno viste con onestà. Dobbiamo sapere in Europa, io anche questo discorso lo sto portando avanti, cioè il tema del lavoro è fondamentale, non possiamo dar per scontato che in Italia è chiaro che abbiamo bisogno di manodopera, c'è un inverno demografico, lo sappiamo tutti, ma allora sfruttiamo maggiormente la tecnologia. Io vivo con persone che anche abitano, lavorano in paesi che non sono esattamente così in ginocchio perché non stanno in Europa, piuttosto che hanno dei protezionismi, ma sapete che la Francia
usa i protezionismi per la questione lavoro. Francesco Candussi, biancorosso per altre 2 stagioni, rinnovato il contratto con la Pallacanestro Trieste. Dall'altra parte ci sono settimane in cui facciamo un grandissimo lavoro in palestra, gagliardi, belli, tutti coinvolti, quindi secondo me queste vittorie non sono un caso, sono frutto di un lavoro quotidiano che andiamo con attenzione, applicazione, anche sforzi, perché bisogna un attimo riadattare tutti i giocatori e gli elementi al nuovo assetto. Quindi sicuramente questo è importante. Io spero di continuare a lavorare in questa maniera in palestra ogni giorno, perché poi da quello nascono le vittorie e sono sicuro che lo faremo. L'entusiasmo, la dedizione, gli sforzi e l'impegno di Francesco Candussi saranno ancora legati alla Pallacanestro Trieste per altre 2 stagioni. La notizia che i tifosi volevano per colui che è diventato un vero e proprio beniamino del pubblico. La comunicazione del rinnovo di contratto è arrivata nel corso della cena benefica da Italy per l'iniziativa A Canestro per la ricerca, organizzata dalla Fondazione AIRC Friuli Venezia Giulia. Sono stati il general manager della società biancorossa Mike Arcieri e lo stesso Candussi a rendere noto il buon esito dell'operazione. Il futuro del cestista nativo di Palmanova dunque è chiarito definitivamente. Fino a poche ore fa infatti le voci di mercato davano Candussi in uscita verso Verona per una nuova avventura. Invece il centro pivot dei biancorossi nel suo futuro vede ancora Trieste. Parte dopodomani la mini stagione estiva di Alessio Colautti al Giardino Pubblico. 3 spettacoli ogni ultimo lunedì di giugno, luglio e agosto. Alessio Colautti non si ferma neanche d'estate. Dopo aver preso parte allo spettacolo che ha inaugurato il Festival dell'Operetta, una versione particolarmente scoppiettante di Cincillà, il popolare attore e musicista ha in programma 3 appuntamenti estivi al Giardino Pubblico gli ultimi lunedì di giugno, luglio e agosto. Cominciamo con lunedì 23 giugno con un tuffo nei favolosi anni 60 con la splendida voce di Elisa Colummi, il sottoscritto e al pianoforte il maestro Marco Ballaben. Gli spettacoli si terranno in piazzale Aveninchi e sono un naturale prolungamento della stagione invernale che Colautti anima al Teatro Miela. Tra l'altro gli appuntamenti restano sotto l'egida del Teatro di Piazza Duca degli Abruzzi. I biglietti si acquistano al Ticket Point, si può fare anche l'abbonamento a tutti e 3 gli spettacoli con una buona riduzione sul costo del biglietto, altrimenti il biglietto unico, che è di 15 euro, si compra da un'ora prima dello spettacolo alla cassa del Giardino Pubblico. Gli altri spettacoli, anche in questo caso secondo lo schema delle stagioni invernali, proporranno la consueta alternanza di generi, ferma restando la presenza del trio Colautti, Columni, Ballaben. In luglio affronteremo le più belle colonne sonore e le canzoni da film e avremo ospite anche il mezzosoprano Sibilla Serafini, avremo il complesso musicale Chuck e poi invece ad agosto ospite Francesca Marsi. Tratteremo l'argomento dall'operetta al musical e non si escludono anche altri ospiti a sorpresa anche e soprattutto nel mese di agosto. Chiudiamo con uno sguardo al meteo, vediamo la situazione generale. L'anticiclone garantisce l'afflusso di correnti secche e tempo stabile. Lunedì passerà un fronte a nord delle Alpi che interesserà marginalmente la zona montana della regione, portando ad un aumento dell'instabilità. Da martedì il nuovo rinforzo dell'anticiclone riporterà la stabilità e correnti progressivamente più calde. Per domani si prevede cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, venti deboli a regime di brezza. È tutto, ci vediamo alle 19:30 per l'edizione serale. Buon pomeriggio e a più tardi.